Ripartiamo dalla voce, il podcast della Federazione Italiana Teatro Amatori. La magia delle voci. La giornata iniziò male e benché io non sia un tipo superstizioso, credo che in giorni del genere la cosa migliore sia non accettare incarichi, anche se la ricompensa ha 6 zeri sulla destra ed è esentasse. La giornata iniziò male e tardi, perché atterrai a Madrid alle 6:30. Faceva molto caldo e durante il tragitto fino all'Hotel Palace dovetti sorbirmi uno sproloquio del tassista sulla Coppa Europea di calcio. Mi venne voglia di puntargli la canna di una 45 alla nuca per fargli chiudere il becco, ma non avevo attrezzi con me. E poi un professionista non se la prende mai con un cretino, nemmeno se è un tassista. Alla reception dell'albergo mi consegnarono le chiavi e una busta che aprì nell'ascensore. Dentro c'era la foto di un tipo che non mi piacque. Giovane, sui 35 anni, snello, bella presenza, seduto davanti a un lungo tavolo in compagnia di altre 5 tizi che gli assomigliavano. C'era anche un cartello che diceva Terzo incontro delle organizzazioni non governative, ONG. Non mi sono mai piaciuti i filantropi e quel tipo puzzava di moderna filantropia. Un minimo di etica professionale vieta di chiedere che cosa hanno combinato i tipi che uno deve liquidare, ma guardando la foto provai della curiosità e la cosa mi dette fastidio. Nella busta non c'era altro e andava bene così. Dovevo prendere familiarità con quel viso, osservare i dettagli che ne avrebbero rivelato la forza o la debolezza. Il volto umano non mente mai, è l'unica cartina che segna tutti i territori in cui abbiamo vissuto. Stavo dando una mancia all'inserviente che mi aveva portato sulla valigia quando squillò il telefono. Riconobbi la voce dell'uomo degli incarichi, un tizio che non ho mai visto né voglio vedere, perché così funzionano le cose tra professionisti, ma che dopo averne sentito la voce potrei riconoscere fra mille. Hai fatto buon viaggio? Ti hanno consegnato la busta? Mi dispiace rovinarti le vacanze, dichiarò come un saluto. Ti rispondo sì a tutte e due le domande e quanto all'ultima cosa che hai detto non ci credo. Domani sarai di nuovo in viaggio, cerca di riposare. D'accordo, dissi e riappesi. Mi sdraiai sul letto e guardai l'orologio. Mancavano ancora 5 ore all'atterraggio dell'aereo che mi riportava la mia ragazza, accidenti, che modo coglione di chiamarla, dal Messico, e la immaginavo abbronzata dal sole di Veracruz. Le avevo promesso una settimana a Madrid prima di tornare a Parigi, una settimana in giro per librerie e in visita a musei, le cose che preferiva e che io accettavo, soffocando gli sbadigli, perché quella ragazza, accidenti, suona proprio come una stronzata chiamarla così, mi aveva rimbambito. Un professionista vive solo e per dar sollievo al corpo il mondo offre un'ampia scelta di puttane. Avevo sempre osservato con grande rigore il comandamento misogino, sempre, finché non la conobbi. Successe in un bistrò di Saint-Michel. Tutti i tavoli erano occupati e lei mi chiese se poteva bere un caffè al mio. Aveva una pila di libri che posò per terra, ordinò un espresso e un bicchiere d'acqua, prese uno dei volumi e cominciò a segnare frasi con un pennarello. Io continuai a fare quello che stavo facendo prima del suo arrivo, scorrere il programma ippico. All'improvviso mi interruppe, chiedendomi del fuoco. Allungai la mano con l'accendino e lei la imprigionò fra le sue. Voleva battaglia la bambina. Ci sono donne che sanno comunicarti la loro voglia di scopare senza bisogno di parole. Quanti anni hai? Le chiesi. 24, rispose con la sua piccola bocca rossa. Io ne ho 42, confessai guardandola negli occhi verdi come mandorle. Sei un uomo giovane, mentì lei, con tutto il calore emanato dai suoi gesti mentre fumava e si ravviava i capelli, che avevano il colore delle castagne mature e la consistenza lieve e morbida dell'acqua che scivola su rocce coperte di muschio. Vuoi prima mangiare o scopare? Domandai mentre chiamavo il cameriere per chiedere il conto. Mangiami e scopami nell'ordine che preferisci, rispose lei stringendo i suoi libri. Uscimmo dal caffè e ci infilammo nel primo albergo che trovammo. Non ricordavo di essere mai stato con una ragazza così inesperta. Non sapeva nulla, ma aveva voglia di imparare. E imparò. Imparò a tal punto che violai la regola fondamentale della solitudine
e mi trasformai in un killer con signora. Voleva diventare una traduttrice e come tutte le intellettuali era abbastanza ingenua da bersi qualsiasi storia, per cui non feci alcuna fatica a convincerla che ero il rappresentante di una società aeronautica e che perciò dovevo viaggiare molto. 3 anni con lei, si fece donna in fretta, le fiorirono i fianchi a forza di usarli, il suo sguardo divenne astuto, capì che il piacere sta nell'essere esigenti. Si innamorò della seta sulla pelle, dei profumi esclusivi, dei locali con camerieri eleganti come ambasciatori e dei gioielli firmati. Fece un bel passo, da bambina a gran figa. E nel frattempo io violai varie regole sulla sicurezza, soprattutto quelle che si basano sulla solitudine e sull'anonimato, sul restare uno sconosciuto, sul non essere altro che un'ombra. E così l'appartamento dei contatti divenne l'ufficio dove dovevo andare ogni giorno, mentre il pomeriggio e la sera ne dividevamo un altro che iniziò a puzzare di casa borghese, perché venivano i suoi amici e si facevano feste. In quei 3 anni portai a termine vari incarichi in Asia e in America e credo addirittura di aver superato me stesso come professionista, perché agivo alla svelta per tornare da lei. Come ho detto, mi aveva rimbambito. Verso le 9 di sera decisi di uscire dall'albergo per mangiare qualcosa e bermi un paio di gin. Non le sarebbe piaciuto essere lasciata sola a Madrid. Gli avevo pagato un mese di vacanza in Messico per tenerla alla larga, mentre portavo a termine un incarico a Mosca. Certi russi si erano fatti troppo insolenti con qualcuno di Cali e questo qualcuno mi aveva incaricato di ricordare loro che erano solo dei dilettanti. No, non le sarebbe piaciuto restare da sola a Madrid, ma insomma, gliel'avrei detto dopo la seconda o la terza scopata. Una volta che mi fui rimpinzato di frutti di mare in un ristorante gallego, feci una lunga passeggiata nei dintorni del Prado. Non dovevo pensare al tipo della foto, ma non riuscivo a togliermelo dalla testa. Non sapevo né il suo nome, né la sua nazionalità, né il suo calibro, ma qualcosa mi diceva che era latinoamericano e che bene o male le nostre strade stavano per incrociarsi. Quel tipo è un incarico e nient'altro. Un incarico che appena smette di respirare ti farà avere un assegno con 6 zeri sulla destra esentasse. Perciò basta con le stronzate, mi dissi, entrando in un bar.